Manlio di Donato. Buonasera Manlio. Ciao. Dovete sapere, amici, che Manlio fa una professione che a me è sconosciuta. Fa l'operatore olistico, quindi adesso lo bombarderò di domande per riuscire a capire cosa fa un operatore olistico. Tutte le domande che vuoi. Cosa voglia dire essere un operatore olistico? È semplice. Olistiche sono tutta una serie di tecniche e processi che hanno ad esempio a che fare con la meditazione, con il rilassamento profondo e con una certa forma di dialogo che permettono di portare a emergere il vissuto interiore. Tutto quello che può essere una forma di intelligenza emozionale o di memoria ancorata a diverse parti del corpo, come ad esempio organi, ma non solo. Ok, sì. E tu come fai a capire dove io posso avere un problema? Se io mi rivolgo a te, tu come fai a capire se io ho un problema fisico o a livello mentale, emozionale? Io francamente non mi focalizzo sui problemi, a me interessa tirare fuori tutto quello che di te è un potenziale che ti permette di superare e di gestire quello che stai vivendo nel modo in cui lo stai vivendo. Quindi io lavoro più che altro sul tuo potenziale, diciamo, illuminato. Wow. Poi come faccio a capire che cosa sta succedendo e in che modo aiutarti? Lì ho sviluppato tutta una serie di tecniche e di metodi che mi permettono di fare un'osservazione e sulla base di questo dirti un po' di cose. E il metodo che più ti è caratteristico qual è? Questa è una bella domanda. Allora, quello che ho studiato e che applico fondamentalmente si chiama percezione manuale dell'energia sottile, ovvero un'abilità che mi permette, attraverso tutto un processo di allenamento costante che ho fatto per anni, di andare a capire, sulla base di quello che tu mi dici, che cosa si sta muovendo dentro di te e i punti d'ancoraggio. Ok. Le mie abilità personali poi sono diventate, diciamo, abbastanza raffinate, per cui tendo a usare meno questo metodo, perché vado semplicemente a utilizzare le facoltà che tutti possediamo, ma che fondamentalmente non andiamo ad allenare. È solo questione di abitudine. Beh, direi che togliersi dall'abitudine è una buona cosa. E tu stai studiando anche nuove tecniche? Sì, assolutamente sì. Sì, sono molti anni che mi sono posto questa domanda, mi sono proprio chiesto, ma i percorsi che ho studiato, quali sono i loro limiti? Come posso migliorarli? Perché mi ci vogliono, ad esempio, superiamo il limite delle 3 sessioni, perché non posso riuscire a metterci 2 sessioni con una persona per dargli poi dei risultati, per riuscire ad aiutarla in un modo efficace? Certo, anche perché le persone penso che vogliano arrivare subito ad avere un risultato. Purtroppo molti hanno poca pazienza. Invece alle volte si tratta proprio di crescere a livello interiore, quindi è un processo graduale. Però è anche possibile dare in mano qualcosa di concreto, anche proprio a livello di tecniche, di pratiche, di poter spiegare a una persona, per cui possa migliorare la relazione con se stessa, da un punto di vista non psicologico. Certo, e tu tieni anche corsi per spiegare alle persone? Tengo corsi di formazione, sia di tipo amatoriale, per cui uno può applicare questi metodi su di sé. Parlo ad esempio del metodo che ho fondato che si chiama ricalibrazione planetaria, o anche di percorsi per operatori, quindi futuri colleghi e spero anche un giorno futuri colleghi ricercatori che possano dirmi loro qualcosa. Beh certo, è un dai e ricevi, insomma. Sì, il bello di tenere corsi è questo, è molto più la parte che io ricevo vedendo le domande che mi vengono poste e che mi permettono di riflettere e di aprirmi a nuovi orizzonti che non quello che poi io spiego. È strano a dirsi. Beh certo. Beh, io Manlio andrei a dare qualche tuo riferimento in maniera che anche i nostri amici, se hanno bisogno di te, possano contattarti. Volentieri. Allora, potete trovare il nostro amico Manlio, operatore olistico, alla mail manlio.didonato@yahoo.it o contattarlo al numero di telefono 349 4279 469 e se siete social amici andare sulla pagina Facebook di Donato Manlio e mettere un pollice alzato. È www.terracuore.it per chi volesse andare a visitarlo. Manlio, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te. È stato un piacere.